Arrestata per tentato omicidio la mamma 35enne di origine africana che ha evirato con un coltello da cucina l'ex marito, suo connazionale quarantenne, per difendersi, dice lei, dalla tentata violenza, sebbene al momento non risulta che la stessa abbia sporto alcuna formale denuncia nei confronti dell'ex, né per la presunta violenza né per l'aggressione. I riscontri eseguiti dagli agenti della squadra mobile della Questura di Venezia, che hanno indotto il PM di turno a disporre la misura cautelare dell'arresto. Il fatto sabato scorso, intorno alle 21:30, in via dei Pioppi a Marghera, è scaturito nel corso di una violenta lite dopo che i due si erano incontrati nell'appartamento di lei per decidere sull'affido della bimba. La 35enne ora si trova nel carcere femminile della Giudecca a Venezia. Tuttora al vaglio della polizia la ricostruzione dell'episodio dei contorni non limpidi. Si dovrà attendere il decorso post-operatorio del quarantenne, immediatamente soccorso con una grave lesione e operato d'urgenza all'ospedale di Mestre, dove si trova anche oggi in prognosi riservata. Anche la 35enne nella colluttazione è rimasta leggermente ferita. Medicata la sera stessa del fatto, è stata visitata nuovamente in pronto soccorso domenica mattina, accompagnata dalla polizia.